Ciao a tutti, siamo di nuovo in una bella passeggiata per un fototour. Siamo appena partiti da un laghetto che si chiama il laghetto di Roana. Oggi ci immergiamo tra arte e leggenda e dopo capirete perché. Anche questo è un percorso targato Feel Good, quindi facciamo le foto per questa rete dell'altopiano. Un percorso tra arte perché andremo a trovare un nostro amico artista bravissimo e tra poco scoprirete chi è. E leggende perché vedremo la famosa voragine di Stonehouse, Wow. chiamata anche Casa di Pietra. Dicevano infatti le leggende che ci stavano gli orchi. Spettacolo. Quindi c'era un orco cattivo e addirittura c'erano tante misteriose figure attorno. Oggi abbiamo portato dietro uno strumento, è l'Osmo, e questo è il compagno della Susanna di oggi. Se vi piace fare viaggi a scopo fotografico o per fare video, iscrivetevi al nostro canale, perché è proprio di questo di cui noi parliamo su alcuni dei nostri vlog. In questa prima parte abbiamo attraversato un bellissimo bosco di faggi. Adesso abbiamo intrapreso questo sentierino che dovrebbe portarci alle prime installazioni. Oh, peccato! Che bello! Quello sembra un coronavirus. Accidenti, è vero. Ciao Piva. Oh! Ciao Marco! Ciao! Come stai? Bene, bene. Facciamo così. Ah sì? Eccolo Lui è qua. il patron di Selvarte. Patrone. E Selvarte rappresenta e racchiude tanti artisti, no? Sì, sono tanti artisti che vengono qua a scolpire. Lavorano qua sul posto, ogni opera è fatta dove praticamente guarda che il tuo amico c'è. No! No! Mi sei inzaccherato Tobì. Bene, Come si fa? abbiamo altro lavoro da fare. Guarda. Come? Quindi dicevi tanti artisti? No, Ridilo, sono vai. tanti artisti che vengono qua a scolpire, tanti li chiamiamo, noi dell'Associazione Natural Arte, li chiamiamo, vengono qua e lavorano nel posto. Come ad esempio quest'opera qui, guarda. I rami sono presi da qua e l'ha costruita. Questa 2 anni già ha superato Vaia, non è stata colpita. Ah, questa è dopo Vaia, Sì, prima di Vaia, prima di dico. Vaia, sì. E così il parco Selvarte è diventato un po' anche un ricordo di quello che è stato Vaia, perché tutti questi schianti sembrano quasi delle sculture, anche se sono un po' drammatiche. Era un bijou questo sentiero qua. Questi grandi solchi che vedete sono stati i cingoli di processori a fare. Ah, sì. Ah, è bello perché uno cammina e poi è immerso nell'arte, in questa Sì. scultura. Sì. E un po' riprendono anche, diciamo, l'arte cimbra, no? I cimbri erano bravissimi a lavorare il legno. Sì, c'è tutta la cultura del legno dietro. Giusto. Tanto legna dopo Vaia non è che manca. Avete Ecco, visto? queste sono installazioni, perché prima ho detto andiamo a vedere le installazioni e uno dice che cosa sono. Sì. Adesso potete L'installazione vedere. è Queste diversa sono installazioni. da una scultura, è che Sì. magari non è una scultura in vero senso. L'installazione ha anche un tempo, no? Che non è determinato, cioè la scultura generalmente si tende a farla più durevole possibile, marmo. L'installazione può durare 2 anni, 1 anno, 6, Poi si consuma, 10, si logra. si consuma, alcune sono già andate. Allora, praticamente il mio desiderio è creare dentro in questo percorso qua un 8. Mhm. Si farà un 8, il sentiero farà un 8. Più o meno saranno forse 8 km. Bello. No, però la cosa interessante è che a livello pagano e cimbro, l'8, che è il simbolo dell'infinito, è proprio un simbolo importante per i Celti, i cimbri, così. E praticamente ho scoperto che facendo questo mio progetto che riguardava la calà del Sasso, no? Che sono questi 4444 gradini, non era questa calà dove scendeva il legname per andare al Brenta e poi che portava a Venezia, non era una cosa a caso. 4444 ritornano su, 4444 cosa viene? 8. 8 volte 8, cioè una cosa, un numero per loro importantissimo. Importante. Il simbolo di quel numero lì era veramente importante.
è la grotta dove ho fatto suonare già dei gruppi. L'acustica com'è? Bella, è perfetta. Quando c'è un piccolo teatro da 100 persone. Oh! Buonasera a tutti, benvenuti a Selvart. E poi ogni anno facciamo un simposio di artisti internazionali, non so se avete notato, ci sono artisti giapponesi, Messico, Francia, c'è un po' di tutto. Ora te Marco hai cambiato un po' stile, vero? Nel tuo modo di fare arte, Ma hai io fatto credo due che- cose nuove. Io credo che è nella mia indole cambiare stile, non ce la faccio a fare la stessa cosa per anni. L'unica cosa che è il filo conduttore della mia arte è il legno. Io sono proprio radicato al legno. Però dimmi raccontaci quello che fai ora, perché io lo so, però vai in giro, Adesso trovi i rami degli schianti. Adesso praticamente dove vai ha dato il massimo della sua energia, praticamente ha azzerato il bosco. Lì, una volta che i boscaioli hanno fatto il loro lavoro, lasciano tantissimo materiale lì, rami, radici, e c'è di tutto. E lì io vedo proprio l'arte e la uso per ritrasformarla in opera. Praticamente, Quindi, sì, spiega a livello pratico. in proprio. pratica vado sul posto, raccolgo tutto quello che mi ispira, rami contorti, strappati, dove proprio la violenza di Vaia ha fatto sentire la sua Ci vedi forza. la forma giusta, Vedo la forma giusta, li assembli. li assemblo e costruisco opere, assemblando tutti questi pezzi. Adesso ho appena fatto questo leone di Già, bello. alato. Il leone alato, Veneto, Sì, come simbolo così, però leone adesso di Vaia si chiama, la giusto? prossima opera ho già in mente un'aquila, grande, molto più grande di questa. Quindi se prima scolpivi togliendo, adesso metti, aggiungi, colpisco mettendo. assemblando. Sì. Però sempre scultura è. Sì, la scultura non ha limiti. È arte che si muove nello spazio, no? Tu hai terra? Quando veniamo in natura dobbiamo imparare ad essere, io dico spesso, comportatevi da animali nel bosco, che gli animali non sporcano. Rotoliamoci nelle pozzanghere come tabù. Sì, guarda che secondo me per liberarsi veramente bisognerebbe fare così. Questa è troppo simbolica, guarda. Questo è Vaia tra 20 anni, guarda che roba. Un abete che dà vita ad altri piccoli abeti. Questi sono. Allora qui abbiamo sia abeti rossi che abeti bianchi, troppo belli. E tutto è nato da un ceppo. È tutto nato da un ceppo. Ok. Questo è un giardino zen suo. Esatto. Cioè, cosa devi fare questa roba? Un'opera è una roba. Giardino zen. L'altro giorno ho fatto una foto, mi è venuto questo pensiero a una genziana alpina, Sì. bellissima. Allora ho fatto la foto, era già bella la foto, ho detto ma quasi quasi la modifico, la intensifico. Ho dovuto rimetterla normale, dico la natura l'ha fatta più bella. Sì. E dentro questo bosco di faggi troviamo Stonehouse. Stiamo per arrivare a Stonehouse, che è una dolina un po' pericolosa. Per cui attenzione. Meraviglia, c'è anche l'arco. Sì, è l'arco la peculiarità sua. Wow, questa è proprio una bella cosa. Com'è la leggenda dell'orco qua? Gaigara Gaiegara. Ah, Eccolo, mi è venuto adesso. Prega? Gaigara Gaiegara. che era l'orco che mangiava i bambini. Non mangiava i bambini, prendeva i pezzi di corpo perché lui continuava a perdere questi arti, quindi usava pezzi di arti di altri, di bambini soprattutto perché sono più Teneri. teneri, e si infilava un braccio, una gamba, sì che aveva una gamba, Accidenti. dopo si vestiva con le loro vesti tutte a varie, era quasi un arlecchino ma molto macabro. Scendeva in paese, rubava i bambini e li portava in bosco. Questo era uno dei suoi posti. È bello, Arlecchino Noir. Mi Sì, piace la cosa sì, proprio. sì, sì. Mi ispira. Ah, un Frankenstein quasi. Un Frankenstein, era un Frankenstein. E adesso noi siamo qua con Marco perché ora lui ci fa una passeggiata sopra la passerella lì. Poi, no, c'è qualcuno che la fa, invece lo sconsiglio vivamente perché
potrebbe crollare. Certo. E sarebbe l'ultima passeggiata che fai, ma più che altro per noi è anche considerato un po' sacro, come Da non si violare. vede. Da non violare. Da non violare, sì. Io avrei una paura matta perché soffro di vertigini. Sì. Io proprio, sì. No, già questo ti dà, quando ti avvicini ti dà questo senso di... Di vuoto. Sì, perché sta la prospettiva del ponte. Esatto, sì. No, Musta. Era qua. Ti piace, Susi? È bellissimo, Non è lo emozionante. conoscevi, vero? No, non lo conoscevo. Siamo arrivati alla casa dell'orco. Ecco, io sono contento perché oggi è la prima volta che ho fatto una passeggiata con Marco, ma dopo tanti anni è una prima Potrebbero passeggiata farne- insieme, sì, dobbiamo potrebbero farle più spesso. Sì, poi ci hai spiegato tante cose. Quindi... Ci ha portato fin qua perché sennò era veramente difficile trovarla con queste condizioni dei boschi un po' rovinati. Sì, questo è un problema. Però dai, è una bella passeggiata che consigliamo a tutti e più avanti potrete farla tranquillamente. Sì, ben tagliate. Che il grande resort, farà lavorare. Cosa guardi, Tabù? Cosa hai visto? È la prima volta che lo vedo. Ma Cosa hai hai mai visto? visto l'asparago del Asparago bosco? del bosco. Sembra quasi un fungo, Ciao Marco! Ciao Marco, grazie. Grazie della passeggiata, Ciao. a presto. Le strade si dividono, noi proseguiamo di qua e Marco va giù di là. Non vorrei che la Bello. I saluti in mezzo al bosco. Grazie. Ciao. Adesso continuiamo sul nostro percorso fino a chiudere l'anello e a tornare al laghetto di Roana. E così siamo tornati all'incrocio che abbiamo preso prima, se vi ricordate, per cui l'anello si è chiuso e il video lo finiamo qua. Sì, adesso torniamo direttamente al laghetto. Torniamo al laghetto e vi salutiamo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. E seguiteci sempre Andrea e Susa. Ciao. Veloci che piove. Se non ci ferma mamma di là. Susi, hai paura? Sì. Anche Tabù ha paura. Paura del Sono temporale? anche quelli dietro, sei l'unico che saperlo. Ma ancora mica piove. Con noi vicino si vedono bene le proporzioni, no? Un bel leone. sì, sai cos'è? Nella scultura se hai qualcosa che ti ricorda, ti sai la proporzione. Sì, è importante secondo me. È una Sì. meraviglia. Infatti quando vedi la persona vicina capisci bene. Bellissimo Marco, hai fatto veramente un capolavoro. Marco. Complimenti Marco. Com'è che si fa? Complimenti! T'abbraccerei, guarda. No. Vabbè, Rimandiamo più avanti. Sì. Abbracciamo un leone, dai, invece di Marco abbracciamo un leone. Bello, sì.